Buongiorno care persone all'ascolto, un saluto da Un sorriso in più Onlus, io sono Paolo e per la rubrica Un viaggio nell'arte oggi vi vorrei parlare di un artista, di un pittore che si chiama Giovanni Segantini. Giovanni Segantini nasce in provincia di Trento nel 1858, in un territorio che quindi al tempo era ancora parte dell'Austria, perché siamo prima della Prima Guerra Mondiale. Non vive in realtà un'infanzia felice, appartiene infatti a una famiglia povera ed è presto colpito dal lutto della perdita della madre. Proprio perché sua madre non c'è più, viene inviato da sua sorella. Sua sorella abita a Milano, ma non si trova bene con questa persona e quindi il nostro pittore inizia ancora bambino a vagabondare per la città. Ma visto che il vagabondaggio nell'Italia dell'Ottocento non è tollerato, perché il vagabondo in quell'epoca era sinonimo di ladro, e visto che è ancora molto giovane, viene rinchiuso in un riformatorio, dove rimarrà fino all'età di 15 anni. A 15 anni arriva un altro personaggio, suo fratello, si chiamava Napoleone, che aveva appena avviato un laboratorio di fotografia. Ovviamente la fotografia nella metà dell'Ottocento era qualcosa di estremamente innovativo e che aveva uno stretto collegamento con l'arte. Questa esperienza per Segantini sarà importante perché gli permetterà di riflettere sull'uso della luce per dare volume, per dare forma a quanto dipingerà. Ma quando Segantini inizia a dipingere? Lui inizia a dipingere dopo aver frequentato dei corsi all'Accademia di Brera, spinto appunto da questo interesse per l'arte, e inizia a far parte del movimento pittorico del verismo, che si prefigge di raffigurare la quotidianità nuda e cruda, diremmo noi oggi, ma non meno dignitosa, mentre un tempo precedentemente si voleva rappresentare grandi gesti del passato, grandi eroi, grandi paesaggi. Quindi Segantini vuole dare una dimensione più quotidiana, più sincera alla propria pittura e non è un caso che vada a vivere in Brianza. Inizia a dipingere con successo anche delle scene di vita quotidiana che sono, per la Brianza della fine dell'Ottocento, essenzialmente delle scene di carattere contadino, legate alla pastorizia e all'allevamento. Sotto il profilo dello stile pittorico, lui adotta la tecnica cosiddetta divisionista, ossia prende il pennello, lo intinge nel colore e fa delle piccole linee sulla tela. Cambia pennelli, intinge ancora, con un diverso colore si mette a fare piccole linee sempre sulla tela, di fianco o sopra, in maniera tale che lo spettatore a distanza dal quadro non riesca più a distinguere quale colore sia stato usato e abbia un effetto unico, quindi vede un unico colore ma con una diversa luce, quindi l'elemento della luce per lui ritorna. E il quadro di cui vorrei parlarvi oggi è proprio un quadro divisionista, secondo me di rara bellezza, che riguarda il mondo contadino. Si chiama Le due madri, è stato dipinto nel 1889, quindi quando Segantini aveva 31 anni e rappresenta una scena in uno spazio chiuso, meglio in una stalla, di sera, dal momento che noi vediamo una lanterna che irradia della luce che illumina tutto. Abbiamo a sinistra una mucca che mangia una mangiatoia, ai suoi piedi un vitello che è seduto tranquillo e i cui colori si confondono con quelli della paglia. A destra invece abbiamo una donna, anch'essa madre, con il capo reclinato, probabilmente dorme, insieme al figlio che tiene in braccio e che è in realtà il vero protagonista del dipinto, perché è l'elemento che noi per primi andiamo a ricercare con lo sguardo quando vediamo il dipinto. E anche in questo caso la luce è magistralmente utilizzata perché illumina il volto della madre, illumina il corpo del bambino, ma verso i piedi della madre possiamo vedere come in realtà diventi tutto più scuro, si faccia spazio l'ombra e a stento riusciamo a individuare come la donna
indossi in realtà degli zoccoli di legno. Qual è il messaggio di questo dipinto che si chiama Le due madri? È sicuramente un messaggio di intimità, di calore e innegabilmente un messaggio di pace, un messaggio di amore e mi sembrava molto molto bello. Spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto e alla prossima.